Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Elezioni nelle isole, l'affluenza più bassa d'Italia. Si voterà fino alle 23 per eleggere i nuovi deputati del Parlamento europeo e in Sicilia per il rinnovo di 37 amministrazioni comunali. Nuova aggressione negli ospedali siciliani. Un paziente dà in escandescenza e danneggia il triage del pronto soccorso del Villa Sofia. Strage sul lavoro a Casteldacci. 5 operai morti potrebbero essere stati indotti in errore. Trapelano nuovi dettagli dalle perizie della Procura di Termini Imerese. A Modica, morta una coppia di coniugi. Erano a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto guidata da un 28enne. Tutti al mare, a Catania spiagge libere e solarium del lungomare aperti, seppur con qualche criticità. Siracusa stabilimenti di Fontane Bianche nel siracusano già pieni. Calcio, Catania a un passo dall'ufficializzazione del nuovo tecnico. Il nome è sempre quello di Domenico Toscano. A Messina si lavora per definire l'accordo con Giacomo Modica. Il Trapani, dopo la promozione in Serie C e la vittoria in Coppa, insegue anche lo scudetto della D. Ancora buongiorno, dunque urne ancora aperte per le elezioni europee e in Sicilia per rinnovare 37 amministrazioni comunali. Si voterà fino alle 23, ma il dato sull'affluenza nelle isole è il più basso d'Italia. Il servizio di Tonino De Mana. Sembra vincere l'astensionismo in Sicilia per le elezioni europee e comunali, con i seggi riaperti questa mattina alle 7 dopo la tornata elettorale di ieri. Si vota fino alle 23 per scegliere i 76 membri italiani del Parlamento europeo, ma anche i nuovi sindaci di 3.698 comuni, 37 dei quali siciliani. Per le europee in Sicilia al rilevamento delle 12 ha votato il 16,92% degli elettori, 24% la media nazionale. Al momento si registra una vera e propria fuga dalle urne, come conferma uno dei presidenti di seggio all'Istituto Mario Rapisardi di Catania. Molto tranquilla, l'affluenza abbastanza bassa, il tempo è bello, quindi sicuramente preferiscono fare altro. Possibilmente nel pomeriggio verranno a votare. Pochi votanti e corridoi deserti anche alla Niccolò Garzili di Palermo, cui si riferiscono queste immagini. Per le europee l'elettore può tracciare un simbolo sulla lista scelta anche non indicando alcun candidato. Si può votare per una sola lista. Si possono esprimere accanto al simbolo fino ad un massimo di 3 preferenze, indicando il cognome dei candidati scelti che dovranno appartenere alla lista votata. Non è ammesso il voto disgiunto, che annullerebbe la scheda. Il sistema elettorale è proporzionale. La soglia di sbarramento per partecipare al riparto dei seggi è del 4% dei voti a livello nazionale. E sono 37, come detto, i comuni siciliani chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. In 8 centri si voterà con il sistema proporzionale, mentre nei restanti 29 il sistema di attribuzione dei seggi è maggioritario. Gli elettori interessati sono 483.901. Caltanissetta, unico comune capoluogo. Tra le sfide più interessanti anche Gela, Bagheria, Castelvetrano e Mazzara del Vallo. Nel catanese si vota ad Aci Castello, Motta Sant'Anastasia, Ragalna e Zafferana Etnea. Nuova aggressione, cambiamo argomento, adesso la cronaca, aggressione con danneggiamento in un ospedale palermitano. Un paziente in escandescenza ha distrutto la sala del triage del pronto soccorso, l'ospedale Villa Sofia, prima di essere bloccato dalla polizia. Manlio Viola. Nuova aggressione in un ospedale di Palermo. Un paziente in attesa improvvisamente ha dato in escandescenze e ha danneggiato il triage dell'ospedale Villa Sofia. L'uomo ha gettato a terra il computer e la stampante della stanza, ha rovesciato la barella e sparso per il pavimento gli strumenti utilizzati dai sanitari per il primo soccorso e la valutazione del caso. Dopo l'esplosione di rabbia sfogata sugli oggetti, solo la prontezza degli impiegati di sicurezza dell'ospedale avrebbe evitato che l'aggressione continuasse ai danni dell'infermiere addetto al triage, secondo quanto raccontato dai testimoni. Sul posto poco dopo sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno bloccato il paziente in escandescenze, che adesso rischia la denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. I danni alla sala triage hanno rallentato le operazioni di pronto soccorso e complicato le già non semplici condizioni proprio del pronto soccorso di Villa Sofia, che è uno dei più frequentati della città, spesso con lunghe attese per i soccorsi meno urgenti. L'ultima aggressione del genere di cui si è a conoscenza è avvenuta nemmeno 2 settimane fa in un altro pronto soccorso palermitano, quello dell'ospedale civico.
E sono 74 i migranti soccorsi durante la notte al largo di Lampedusa, fra questi 20 egiziani, pakistani e siriani, tutti salvati dalla ONG Sea Pact One e trasbordati sulla motovedetta della Guardia Costiera che dopo la mezzanotte li ha sbarcati sul molo Favarolo. Due, uno stionato e un migrante che stava male, sono stati portati al polo ambulatorio. Su un altro barcone invece di 10 metri partito in direzione partito dalla Libia in direzione appunto delle coste italiane, c'erano invece 54 bengalesi, egiziani e siriani. Il natante è stato agganciato da una motovedetta della Guardia di Finanza. E adesso parliamo della strage di Casteldaccia. Nessun cedimento strutturale, ma un errore umano al quale sono stati indotti i 5 operai morti sul lavoro appunto nell'incidente avvenuto a Casteldaccia. Trapelano alcuni dettagli dagli esami dei periti della Procura di Termini Imerese. Maliviola. Nessun malfunzionamento o cedimento delle strutture, solo un tragico errore, risultato fatale per i 5 operai. I periti della Procura di Termini Imerese che indagano sulla strage sono prossimi a concludere il loro lavoro e stanno predisponendo la relazione nella quale si ricostruisce la tragedia di Casteldaccia, costata la vita a Epifanio Alsazia, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano e Giuseppe La Barbera, morti soffocati dalle esalazioni velenose dell'idrogeno solforato durante un'operazione di spurgo di un tratto della condotta fognaria. Il drammatico incidente si sarebbe consumato nell'arco di pochi secondi, pochi minuti prima delle 13:30 del 6 maggio scorso. Secondo quanto scrivono nella bozza della relazione che dovranno consegnare entro agosto ai magistrati, la cisterna interrata è passata da una condizione di sicurezza con i liquami e l'idrogeno solforato all'interno del sistema a tenuta stagna di tubazioni e pompe dell'impianto di sollevamento ad un ambiente improvvisamente saturo di gas velenoso e con 80 centimetri di acque nere sul fondo della vasca. Nell'arco di pochi secondi è avvenuto tutto, non lasciando scampo ai malcapitati. Un evento improvviso che dalle prime indiscrezioni si è verificato per una o più azioni su diversi elementi dell'impianto. Ma la relazione non è completa perché bisogna risalire intanto a tutta la sequenza di azioni e a chi ha indotto i 5 operai nell'errore fatale. Per i magistrati l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo e le responsabilità vanno ricostruite nella catena di appalti e subappalti che avrebbe resa incerta proprio la responsabilità, alle quali comunque gli inquirenti sono convinti di poter risalire. Adesso torniamo sulla morte di Angelo Onorato, l'architetto palermitano, marito dell'eurodeputato Francesca Donato. A 2 settimane dalla morte non si è ancora fatta luce su quello che è rimasto un vero e proprio mistero. 2 le piste seguite, quella dell'omicidio e quella del suicidio. Spunta però l'ipotesi di un ricatto, il servizio di Simona Mazzone. È ancora avvolta nel mistero la morte di Angelo Onorato, l'architetto trovato morto in auto a Palermo in Viale Regione Siciliana lo scorso 25 maggio, con una fascetta da elettricista stretta attorno al collo. Continua a sostenere che si tratti di omicidio la moglie dell'uomo, l'europarlamentare Francesca Donato, che lo ha trovato cadavere assieme alla figlia grazie al GPS, mentre da parte degli inquirenti è stata vagliata più volte l'ipotesi del suicidio, anche dopo l'autopsia che ha confermato nessun segno di violenza. Proprio per una serie di circostanze ancora non del tutto chiarite, le indagini si sono concentrate sugli ultimi istanti della vita di Onorato, mentre a distanza di 2 settimane emergono ancora tanti lati oscuri, spunta l'ombra di un ricatto che potrebbe essere contenuto su alcune chat cancellate che si stanno cercando di recuperare attraverso i sofisticati mezzi degli inquirenti. Ci sono troppi elementi che non tornano: il cadavere composto senza segni di colluttazione, una seconda fascetta trovata in terra, la cintura di sicurezza sganciata, gli oggetti in auto al loro posto, la lettera consegnata mesi fa al legale, le persone da incontrare quel sabato mattina, la visita alla madre poche ore prima di morire. Qualcuno tra familiari e amici avanza l'ipotesi di una minaccia o un ricatto che forse soltanto la sua morte ha potuto cancellare e di cui si sta cercando traccia su quelle chat fatte sparire. Notte di incendi a Palermo e in provincia. Nel capoluogo i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere cumuli di rifiuti dati alle fiamme nei quartieri periferici, dove la raccolta è rimasta bloccata per giorni, provocando così la formazione di cataste di spazzatura nella zona dei cassonetti. In provincia ci sono stati alcuni roghi di macchia mediterranea. Oggi la Protezione Civile per il Gran Caldo ha diramato l'allerta rossa in mezza Sicilia e in provincia di Trapani e Palermo per il rischio incendi.
E ancora i vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti per spegnere un incendio in un appartamento al piano terra nel quartiere Cruillas. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da una bicicletta elettrica che era in carica. Incidente mortale nel Ragusano, a perdere la vita 2 coniugi a bordo di una moto che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un'auto guidata da un 28enne di Modica. Il servizio. Tornavano da una serata trascorsa a Scicli con gli amici a bordo della loro moto, Giovanni Cascone, 57 anni, e Angela Polizzi, 53, entrambi residenti a Ragusa, lei originaria di Ramacca nel Catanese. I coniugi che sabato notte hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla strada che collega Ragusa a Modica, poco dopo il Ponte Costanzo. Per cause in corso di accertamento, il mezzo a 2 ruote con a bordo marito e moglie si è scontrato con una Renault Clio guidata da una 28enne di Modica, che è rimasta ferita nell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti carabinieri per effettuare i rilievi necessari e cercare di ricostruire l'esatta dinamica, mentre i vigili del fuoco sono stati chiamati per prestare soccorso e mettere in sicurezza l'area. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l'impatto tra la moto e l'auto sia stato particolarmente violento, ma al momento non sono ancora chiare le responsabilità dei conducenti. Per i 2 motociclisti, entrambi docenti di musica, purtroppo non c'è stato nulla da fare, mentre la giovane ha riportato alcune fratture e si trova ricoverata all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. C'è un altro incidente mortale di cui vi diamo nota. Un uomo di 46 anni, Salvatore Papa, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa notte sull'autostrada A18 Messina-Catania. Lo scontro, che ha coinvolto 2 veicoli, è avvenuto intorno alle 2:30 sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale. E a Catania 3 giovani tra i 19 e i 28 anni hanno tentato di superare gli esami teorici della patente con auricolari e microcamere. Sono stati scoperti dalla polizia e sono stati denunciati. Adesso cambiamo decisamente argomento, oggi giornata caldissima, a Catania decolla dunque la stagione balneare, aperte le spiagge libere, quelle della playa e il solarium di Piazza Sciascia, anche se non mancano alcune criticità. Gli amanti della Tintarella approvano, ma con riserva. Ci racconta tutto Tonino De Mana. La voglia di mare è tanta e di crogiolarsi al sole ancor di più. Decolla a Catania la stagione balneare che vede già aperte le spiagge libere della playa e la piattaforma di Piazza Sciascia. Di buon mattino gli amanti della Tintarella scoprono così il solarium di fronte a Piazza Europa, aperto con grande anticipo rispetto al passato, anche se non manca qualche criticità. Ferri sporgenti e in parte arrugginiti rappresentano un pericolo per chi accede in mare, per non contare dell'assenza di 2 scalini nella parte terminale, peraltro senza adeguato passamano. A scendere manca uno scalino e quindi deve una prendere la posizione per scendere. A salire anche c'è un po' di difficoltà. Ne prende atto l'assessore al mare Guzzardi. Già questo è stato segnalato alla ditta che ha costruito il solarium e verranno prese le correzioni idonee già da lunedì mattina. In attesa dei ritocchi e dell'area ristoro che dovrebbe aprire tra domani e martedì, i catanesi si godono il solarium ed approvano. L'ho trovato bellissimo e completo, diciamo. Alla fine non manca niente, le docce sono anche bellissime, messe bene. Quando non vado fuori vengo sempre dai solarium, è una cosa che il Comune di Catania ha fatto bene. E sabato prossimo, intoppi permettendo, sarà inaugurato anche il solarium del Nautico. Siamo pronti, stanno lavorando in modo incessante, tutta la ditta che ringraziamo e anche l'assessorato al mare. Naturalmente bisogna dirlo, bisogna ringraziare sia le ditte che hanno effettuato i lavori, ma soprattutto ringraziare anche la tassa di soggiorno e quindi le migliaia di turisti che vengono in città, che ci danno la possibilità di rinforzare i servizi soprattutto sul mare. A margine segnaliamo i soliti incivili che dopo poche ore dall'apertura della piattaforma di Piazza Sciascia hanno danneggiato la copertura della postazione riservata al salvataggio. Non è certo un bel inizio. Oggi siamo stati anche a testare l'umore dei bagnanti in provincia di Siracusa, siamo stati a Fontane Bianche con il nostro Francesco Aloi. C'è tanta allegria? Sì. Primo bagno? No, è il terzo, quarto. In Sicilia è esplosa l'estate. Sul calendario bisognerà attendere ancora un po', ma in realtà qui è già arrivata. Certo, assolutamente sì. In Sicilia almeno questo ce lo possiamo permettere, no?
Mentre la temperatura si alza, il sole forte riflette sulle acque di Fontane Bianche. Siamo in una delle spiagge più amate da siracusani e turisti. Lavoro all'estero e ci troviamo qua in ferie e si sta veramente da Dio. L'aspettavamo e adesso è arrivata l'ora di prenderci un po' di sole. Il mare per fortuna c'è, un alleato contro il forte caldo. Chi può viene qui e ne approfitta per trovare refrigerio e, perché no, rilassarsi un po'. Ci rilassiamo un po' sotto l'ombrellone. Un tuffo, un po' di divertimento e la domenica siciliana è completa. Un po' di sport anche in spiaggia. Sì, assolutamente. Con questa bella giornata ci vuole. Secondo gli esperti, l'anticiclone afro-mediterraneo durerà almeno fino a domani. Nell'entroterra le temperature potrebbero sfiorare anche i 40 gradi, qualcosa in meno invece lungo i litorali. Poi nel prossimo weekend ancora caldo. Una doccia fredda con questo caldo è quello che ci vuole. Per forza. Che non si può stare comunque al sole. Intanto qui si respira una bella aria di relax. E restiamo a Siracusa perché alla Galleria Bellomo si intrecciano passato e presente. Tra le tante opere si possono ammirare quelle del Bramante, scatti e ceramiche che abbiamo visto con Francesco Aloi. Lasciamo la folla di turisti e ci immergiamo nella tranquillità della Galleria Bellomo a Siracusa. Visitiamo Panestesia, tutta la bellezza che ho negli occhi, una full immersion tra passato e presente firmata Davide Bramante. Tra le ceramiche e le tante opere, come quella di Antonello da Messina, adesso ci sono anche questi scatti, tutto immortalato rigorosamente con la pellicola. Un continuo dialogo tra storia e contemporaneità. In mezzo tra la storia e la contemporaneità ci sta la vera arte. Opere da ammirare, che rappresentano un percorso che porta alla ricerca di un significato profondo. Così il Museo Bellomo si intreccia con altre parti del mondo. Questa è la prima volta che l'artista con sangue siracusano espone nella sua città. È la mostra per eccellenza dove ho messo tanto sentimento perché è ricca di significati. Ci sono anche delle ceramiche, di che si tratta? Allora, sono delle ceramiche di cui la forma iniziale è la nostra ceramica siciliana, però queste forme, come la storia, come gli umani, a volte si modificano. Curatrice della mostra è Laura Milani, che però preferisce farsi chiamare in maniera diversa. E non curatrice, perché? Perché i termini definiscono e quindi limitano. In questo caso questa è una mostra amata e poi anche curata. Fino al 31 ottobre Ortigia sarà ancora più ricca. E adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio, il Catania chiuderà a breve per il tecnico, il nome pole position è sempre quello di Domenico Toscano, intanto cominciano a rincorrersi i nomi dei giocatori che potrebbero vestire i colori rossoazzurri nella prossima stagione, il servizio è di Marco Carli. Messo un tassello, il direttore sportivo, serve l'altro, l'allenatore. Che il nome sia quello di Toscano lo diciamo da giorni, praticamente dal dopo Avellino. Che l'allenatore calabrese abbia un contratto in essere col Cesena per un altro anno dopo aver riportato i romagnoli in B a suon di record e di gol, ma che si va verso la fine del rapporto è l'altra verità. Si attende solo quella più importante di verità, l'ufficializzazione, anche perché nel frattempo si inseguono le voci sugli interessamenti per Toscano. Si è parlato del Bari, poi del Padova e del Vicenza, adesso la novità è la Salernitana, nobile decaduta in B. Anche in questo caso voci, il Catania è lì e ovviamente lavora per chiudere a breve. Incominciano a rincorrersi anche le notizie relative ai giocatori, da valutare ovviamente fra direttore sportivo e nuovo tecnico. Ad esempio da chi si riparte, nomi che circolano da tempo, Castellini, Quaini, Zammarini, forse Cianci, anche Beters, e poi c'è Chiarella, che dipende soprattutto dal sistema di gioco del tecnico. Toscano ad esempio gioca 3 in difese con 2 punte o un attaccante più 2 sottopunte come ha fatto quest'anno a Cesena. Poi c'è una rosa extra large che va comunque sfoltita e gli inserimenti con tanti nomi che circolano. L'ultimo in ordine di tempo è quello del centrocampista del Cirignola Capomaggio, mediano davanti alla difesa. Alcuni giocatori di ritorno dai prestiti saranno poi valutati in ritiro, compreso Ladinetti, che è stato a Taranto nella seconda metà della stagione.
Adesso ci occupiamo delle altre squadre siciliane della prossima stagione in Serie C. A Messina si lavora per definire l'accordo con il tecnico Giacomo Modica, mentre a Trapani invece c'è ancora da giocare una partita, la finale scudetto della Serie B, per chiudere alla grande una stagione da record. Francesco Triolo. C'è chi ancora pensa al campo e chi invece sta cercando di programmare già la prossima stagione. Se il Trapani, infatti, prossima protagonista in Serie C, pensa alla finale scudetto di Serie D, il Messina sta lavorando per gettare le basi tecniche ed organizzative per il nuovo campionato. Iniziando dai trapanesi, la finale scudetto contro il Campobasso è stata fissata per domenica 16 giugno alle 16. La sfida doveva giocarsi sabato 15, ma quel giorno c'è la nazionale in campo contro l'Albania nell'esordio Euro 2024. Cucirsi lo scudetto sul petto sarebbe la ciliegina su una stagione da record per i Granata. Intanto la società si muove anche sul mercato in vista della prossima stagione ed ha messo nel mirino il centrocampista Federico Carraro della Feralpi Salò. A Messina invece sono giorni di attesa, il presidente Sciotto sta discutendo con il direttore sportivo Domenico Roma e con l'allenatore Giacomo Modica l'eventuale prolungamento del rapporto, ma ancora non c'è nulla di definito perché, anche se entrambe le parti puntano a camminare ancora insieme, ci sarebbe divergenza sulla durata del contratto. La situazione si dovrebbe sbloccare entro la fine della prossima settimana, anche perché poi il presidente Sciotto sarà indisponibile per diversi giorni per motivi personali. Questa era l'ultima notizia e il nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di domenica a tutti.